Rompi gli indugi e tra le righe comunica correrà per la conquista di Palazzo Balbi. L'annuncio è quello del generale Roberto Vannacci. Da Portegrandi di Quarto d'Altino sale a bordo della motonave carica di 150 simpatizzanti del suo movimento. Il mondo al contrario. Direzione Torcello. Vedremo insieme tutte quelle che saranno le strategie e le tattiche per fare in modo che in Veneto raggiungeremo il miglior risultato. 75.000 le preferenze riscosse da Vannacci in Veneto alle scorse europee. Se il movimento da culturale, giura qualcuno, diventerà politico, l'obiettivo è di quelli ambiziosi, raggiungere non meno delle 150.000 preferenze. L'identità eterosessuale nel vento degli 8 punti elettorali di partito, peraltro già presenti nel suo libro e annunciati dallo stesso eurodeputato durante il suo tour elettorale in barca verso l'isola di Torcello. Perché per decenni hanno cercato di convincerci che la realtà non era quella nella quale stavamo vivendo, ma che invece avevamo bisogno della percezione. Non siamo più uomini o donne, ma siamo quello che ci svegliamo la mattina e ci sentiamo di essere. Fastidioso, dice, vedere le effusioni ostentate dagli omosessuali. Il ristorante gay friendly o la motobarca gay friendly sono problemi loro, vadano dove vogliano, la libertà è bella proprio per questo. Omosessuali che non sono mica contagiosi, così nell'affondo sulla questione. Ma lei ci salirebbe se è invitato? E perché no? Mica sono contagiosi, no? E quindi? E sulle polemiche in merito alla visita in massa dei militanti all'interno della Basilica di Torcello, al patriarca Moraglia risponde così. Però mi domando se il patriarca e i sacerdoti sono altrettanto preoccupati quando vengono altre persone politiche, perché se la preoccupazione era rivolta solo al sottoscritto, allora ci sarebbe effettivamente da preoccuparsi. Il tour a Torcello si conclude con la foto di lui seduto sul trono di Attila, circondato dai suoi simpatizzanti. È un buon viatico per il prosieguo e per il futuro, quindi quale miglior posa se non quella sul trono di Attila?